Ci piantiamo in giardino è lo slogan scelto per dimostrare con colori, disegni, striscioni la battaglia che genitori, bambini e insegnanti dell'Istituto Querini di via Catalani a Mestre intendono condurre contro il progetto del comune che prevede la costruzione di un nuovo asilo proprio nel giardino della loro scuola. Vorremmo non fare polemica, vorremmo un dialogo, stiamo aspettando un dialogo e vorremmo fare una domanda direttamente al sindaco. Che si spogliasse per un momento della sua veste di sindaco e rientrasse nei suoi panni di padre di famiglia, buon padre di famiglia quale sicuramente è, e si medesimasse in noi, di trovarci una scuola con un meraviglioso giardino per i bambini e l'anno prossimo tutto questo non ci sarà più. Nel corso degli anni la scuola è diventata per certi versi il centro, il punto d'incontro, di riferimento di una piccola comunità che si è vista arrivare come un fulmine a ciel sereno un progetto che non condivide e per il quale sono convinti esistano delle alternative. Noi genitori dell'Istituto Querini siamo un gruppo molto coeso, molto attivo per la scuola, sempre e comunque. Facciamo feste, raccogliamo fondi, compriamo del materiale per le scuole, tutto questo per il bene dei nostri bambini. Abbiamo preso il Leone d'Argento per la mia scuola va in classe A e vorremmo rimanerci. Abbiamo fatto molte segnalazioni negli anni per difficoltà delle strade, degli ingressi, mancanza di parcheggio e non siamo stati ascoltati. Però all'improvviso invece qualche decisione è stata presa. Vogliamo sentire qualcuno.